È una battaglia trasversale, vede mondo della rappresentanza, istituzioni pubbliche come la Camera di Commercio, sindacato, ordini professionali, ormai tutti quanti sono consci di questa mancanza di rispetto nei nostri confronti. La mancanza di rispetto che ha mandato su tutte le furie il mondo produttivo trevigiano e veneto è la soppressione del treno che la mattina partiva da Venezia, destinazione Roma, ore 6:40, e che consentiva poco dopo le 9:30 di raggiungere la capitale con un traffico accettabile e uffici ministeriali appena aperti. L'industriale, l'artigiano, l'amministratore di turno aveva tutto il tempo di sbrigare le proprie cose e salire sul treno del ritorno nel pomeriggio, così da rientrare a casa in serata. La corsa è stata inspiegabilmente cancellata e contro questa decisione il presidente di Unioncamere Mario Pozza ha deciso di mettersi alla testa di una vera e propria rivolta. Noi non mettiamo limiti allo sforzo economico, sociale che sta facendo questo territorio, i dati sono chiari, sono sotto gli occhi di tutti, però non tolleriamo che a questo punto neppure un treno non si possa mantenere perché ci dicono che probabilmente non era completo. Corsa antieconomica, secondo il gestore, perché non registrava pienoni, ma era un collegamento fondamentale, dicono gli operatori economici, tra il Veneto e la capitale. Questa nostra realtà ha bisogno di essere libera per poter continuare a affrontare le sfide dell'economia e sostenere questa nostra realtà del nord che è in grado di farlo, e vediamo qual è la situazione in altre parti d'Italia. Non vogliamo essere razzisti, non vogliamo certamente essere egoisti e lo dimostreremo con i fatti come abbiamo sempre fatto. Autonomia il prima possibile, tuona Pozza, così non si può più andare avanti. Siamo nell'area più sviluppata, più evoluta d'Europa. Assieme alla Lombardia, assieme all'Emilia Romagna, queste regioni sono il traino dell'economia nazionale. Mettiamo il freno anche a queste regioni, allora ritorneremo con la Litorina, e questa Litorina dove ci porterà?